4 amici morti nell'incidente di Godega, domani lutto cittadino in occasione della veglia di preghiera alle 20:30 allo stadio di Cordignano, poi i funerali separati. Furibonda lite tra vicini di casa, ha denunciato un pensionato di 79 anni, prima brandisce un'accetta contro il rivale, poi minaccia "ho una pistola, ti sparo". Tratta del bus a Treviso-Jesolo, bloccata per mezz'ora da un 31enne che ha dato in escandescenza perché sorpreso senza biglietto, sul posto i carabinieri. Caso criptovalute, la procura di Pordenone apre un'inchiesta sulla società di Silea che ha compiuto investimenti in bitcoin da parte di migliaia di risparmiatori, congelando ora i capitali. Elezioni politiche, ultimi giorni per i partiti per trovare la quadra sui nomi. Da Treviso a Belluno nel PD, polemiche roventi, Lega alla rush finale, territori coinvolti. Meteo alert arancione da stasera fino a venerdì per il passaggio di una perturbazione che porterà temporali localmente intensi. A Treviso allertata la protezione civile. Gli agenti della polizia locale dell'Unione del Grappa hanno catturato un pitone nel cimitero di Crespano. L'allarme è lanciato dai visitatori del Camposanto spaventati dal rettile. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali ancora una volta la strage di Godega di Sant'Urbano. Domani la veglia di preghiera alle 20:30 allo stadio di Cordignano e sarà lutto cittadino nei vari comuni, territori coinvolti. Davanti alle epigrafi esposte stamane la gente si ferma e rimane attonita. 4 giovani vite spezzate nel fiore degli anni. Gli sguardi in rispettoso silenzio leggono che i 4 amici saranno ricordati grazie all'accordo di famiglie, comuni e parrocchie, tutti insieme giovedì alle 20:30 nello stadio di Cordignano, per una celebrazione alla quale prenderà parte anche il vescovo Corrado Pizziolo. Domani abbiamo organizzato con i comuni colpiti da questa grande tragedia, quindi con i comuni di Orsago, Godega e Caneva, e con la parrocchia, con le relative parrocchie, un momento di preghiera, un momento di ricordo per questi sfortunati ragazzi. Si stanno ultimando i preparativi per la veglia allo stadio di Via de Coubertin ed è prevista una grande partecipazione. Ci sarà nel momento di preghiera allo stadio? Sì, domani sera ci vado, sì, perché è una cosa, insomma, non da poco 4 giovani che insomma hanno perso la vita così. Allo stadio per condividere un momento di preghiera con le famiglie, gli amici, i parenti e tutte le persone che vorranno ricordare i 4 ragazzi. E poi ci sarà data la possibilità ad amici, familiari, a chi è più vicino insomma a questi ragazzi di poter portare un ricordo, ricordare la persona che purtroppo non c'è più. Giovedì, lo stesso giorno della veglia, sarà dato l'ultimo saluto a Xuliano Chellici con rito musulmano presso la sua abitazione. Venerdì ci saranno 2 funerali. Alle 10:30 nella chiesa arcipretale di Cordignano verrà celebrato il funerale di Daniele De Re. Nel pomeriggio alle 16 nella chiesa parrocchiale di Stevanà si terrà quello di Marco Darè. L'ultimo saluto a Daniele Ortolan è invece fissato per sabato pomeriggio alle 16, ancora nella chiesa di Cordignano. Giorni ed orari diversi per permettere agli amici di partecipare a tutte le cerimonie. Daniele Ortolan, Daniele De Re e Xuliano Chellici verranno sepolti nel cimitero di Cordignano, vicini fra loro come negli ultimi istanti di vita. I familiari di Marco Darè hanno deciso di tenerlo vicino a loro dopo la cremazione. E un ragazzo di 16 anni di Oderzo è tuttora ricoverato all'ospedale di Mestre per le gravi conseguenze riportate in seguito a un tuffo nel mare di Caorle. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio. Nelle ore scorse gli specialisti dell'Angelo l'hanno operato per lenire gli importanti traumi alla colonna vertebrale e ora il paziente è in prognosi riservata. Il ragazzo è stato protagonista di una brutta caduta nell'acqua bassa ed è andato a sbattere violentemente contro il fondale. Da subito si è capito che la situazione era grave, non sentiva più la sensibilità alle gambe, alle braccia, è stato soccorso dai sanitari e portato d'urgenza a Mestre in codice rosso. Sarà necessario attendere le prossime ore per conoscere l'evoluzione del suo quadro clinico. Così dunque questo ragazzo 16enne di Oderzo. Sempre per la cronaca andiamo nell'Alto Trevigiano per una lite furibonda tra vicini di casa. Un 79enne è stato denunciato.
Ha utilizzato alcuni prodotti antiparassitari sulla siepe del giardino di casa, ma mai un 62enne si sarebbe aspettato una reazione tanto violenta da parte del vicino, 79 anni, che è uscito dalla sua abitazione accusandolo di aver invaso anche il suo spazio con i vapori di quanto spruzzato. Ne è scaturita un'accesa lite, è accaduto nella zona nord di Treviso, ma poi la discussione è degenerata, tanto che è dovuta intervenire una gazzella dei carabinieri di Vittorio Veneto. Il 79enne, contrariato e arrabbiato, ha iniziato a minacciare il vicino di casa, brandendo anche un'accetta facente parte del suo kit da giardinaggio. Poi, non contento, ha detto "ti sparo", frase che ha allarmato il 62enne. Immediata la chiamata al 112. Una volta sul posto, i carabinieri hanno scoperto che l'anziano deteneva in casa una scacciacani priva di tappo rosso. La pistola e l'accetta sono state poi sequestrate. Per il 79enne incensurato, invece, è scattata la denuncia per minaccia aggravata. Sempre per la cronaca è stata bloccata per 30 minuti la tratta del bus MOM Jesolo-Treviso. Ieri un uomo trovato senza biglietto si è rifiutato di scendere causando il caos. Si tratta di un 31enne di origini marocchine denunciato dai carabinieri di Casale sul Sile. L'uomo stava viaggiando sulla linea 108 che collega Jesolo a Treviso quando all'arrivo del controllore è risultato essere sprovvisto del biglietto. È stato invitato a scendere dal mezzo ma ha iniziato a dare in escandescenza, causando così la sospensione temporanea della corsa. Il tragitto del bus è regolarmente ripreso solo grazie all'arrivo dei carabinieri all'altezza di Via Nuova Trevigiana, dove hanno fermato l'uomo. Sempre per la cronaca, aveva tentato di rubare degli occhiali da sole da un supermercato cittadino dove aveva anche bevuto alcune bibite. Scoperto da un addetto della vigilanza, non aveva esitato a spintonare l'uomo facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni medicate in pronto soccorso. I fatti erano accaduti a Conegliano nel novembre del 2019. Nelle scorse ore i carabinieri hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico del 41enne ghanese che per quel fatto deve scontare 1 anno e 4 mesi. I reati che gli sono stati contestati sono rapina e lesioni. L'arrestato si trova ora nel carcere di Santa Bona a Treviso. Un fatto adesso davvero inquietante: scatta foto a luci rosse con la figlia di 5 anni e poi le posta su un sito per pedofili. È stato identificato, si tratta del padre 38enne, un uomo trevigiano. I particolari. È stato incastrato dalla foto che ha postato su un sito per pedofili. Nell'immagine il padre, 38 anni, trevigiano, con i box con disegni geometrici in bianco e nero calati, mentre si sta facendo toccare dalla figlia di 5 anni. La piccola con una felpa delle Winx. È stata la polizia postale durante un'indagine sulla pedopornografia a scoprire quanto accadeva tra le mura di una casa nella Marca trevigiana. Gli accertamenti, i controlli e l'amara verità. Gli agenti si sono presentati a casa dell'uomo, separato dalla moglie. Nell'abitazione hanno trovato gli stessi boxer, medesima marca, nel cellulare dell'uomo la foto che lui stesso aveva scattato. Sotto shock è la moglie, che conferma che nei giorni della foto la piccola si trovava con il padre e consegna quella felpa ritratta nelle immagini a luci rosse. Per lui scatta immediatamente il provvedimento di allontanamento dai figli. La piccola ha un fratello più grande. Inizierà presto il procedimento penale. Il caso delle criptovalute, ci sono degli aggiornamenti importanti perché la Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un'indagine preliminare in merito alle vicende che riguardano la società estera New Financial Technology, azienda che avrebbe raccolto denaro da parte di alcune migliaia di cittadini italiani, tantissimi trevigiani, per investire gli importi in criptovalute, ma che ora sembra non essere più in grado di restituire i capitali. Si ipotizzano i reati di truffa aggravata e di esercizio abusivo di attività di intermediazione finanziaria. Lo conferma in una nota la stessa Procura di Pordenone, lo ha fatto nel pomeriggio. Questa mattina sono state eseguite alcune perquisizioni domiciliari nelle province di Pordenone, Treviso e in altre località del territorio italiano, così constatando la probabile già avvenuta sparizione di gran parte dei documenti e di altre utili informazioni, ha fatto sapere il procuratore di Pordenone Tito. La procura tra l'altro è in stretto contatto con quella di Treviso. Troppe persone non hanno seguito i moniti di prudenza lanciati dagli organi statali investendo somme ingenti, ha scritto il procuratore, chiedendo ai soggetti coinvolti di farsi avanti.
E c'è la politica con le polemiche che continuano in casa del PD trevigiano. Le attuali gravissime lacerazioni interne al Partito Democratico si potevano evitare con le primarie. Questa imposizione è un regalo alla destra che strizza l'occhiolino a Orbán, Trump e Bolsonaro. Nel dibattito divampato all'interno del PD dopo l'annuncio dei candidati alle politiche, con Roberto Grigoletto a Treviso e Sebastiano Sartoretto a Castelfranco che lasciano i Dem, interviene con un duro post sui social anche il consigliere regionale Andrea Zanoni, secondo il quale sarebbe bastato ricorrere alle primarie come da statuto del partito. I nomi paracadutati dall'alto, vedi i leader nazionali, e i raccomandati, così li chiama Zanoni, e il riferimento alla giovane Rachele Scarpa è evidente, sono invece uno schiaffo al territorio, alla meritocrazia, a chi si è impegnato lavorando sodo. Se Grigoletto e Sartoretto hanno deciso di lasciare il partito, rimangono ma a denti stretti il sindaco di San Biagio Alberto Cappelletto e il consigliere di Vittorio Veneto Marco Dus. Ci rimango sapendo che le cose però vanno cambiate. La base, gli iscritti, i militanti sono arrabbiati, non è stato dato seguito a quello che è stato un lavoro fatto dai circoli, dalla direzione provinciale, dalla segreteria provinciale, e quindi bypassando tutti questi passaggi. Sono stati paracadutati, calati dall'alto, e c'è molto malcontento e disagio. Un partito che non sa valorizzare i propri migliori rappresentanti, prova ne è la posizione con ben poche speranze con cui è stato candidato il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano. Paolo Galeano è una delle più grandi risorse del nostro partito, è un sindaco che ha vinto in un periodo storico complicato e difficile, è un giovane amministratore competente a cui auguro naturalmente il meglio e spero continui a lavorare per questo partito, perché assolutamente abbiamo bisogno di figure come la sua. Di contro il nome della Scarpa, che il provinciale non aveva proposto, pur significando rinnovamento, è stato spiazzante. Io credo che un'ora di consiglio di comunale prima di andare in Parlamento sarebbe il caso che tutti la facessero. Forte scontento lo esprimono in una nota anche i giovani democratici trevigiani. Se l'intenzione era quella di dare una svolta al partito, inserendo come capolista un volto giovane, si poteva almeno scegliere qualcuno che, oltre ad avere una minima esperienza lavorativa e militanza nel partito, non avesse tenuto a candidarsi come indipendente per poi ripiegare all'ultimo sul Partito Democratico. Stesso sentimento lo esprime Giulia Tonel, portavoce delle Donne Democratiche. Avrei preferito una rappresentanza diversa, commenta. Quello che posso assicurare è il mio impegno in questo periodo di campagna elettorale. Ciò che succederà dal 26 settembre lo deciderò. Mentre in casa Dem volano, lo avete sentito letteralmente, gli stracci, meglio sembra andare nella Lega, dove però i giochi sono tuttora aperti. Fare il totonomi in questo momento qua è una cosa, fra virgolette, molto empirica, perché dipende tutto poi dall'assetto che, soprattutto sui collegi uninominali, deciderà il segretario federale. L'ultima parola quindi spetterà a Matteo Salvini. In casa Lega, per avere una lista definitiva dei nomi bisognerà attendere ancora qualche giorno, forse il fine settimana. Di certo i giochi non sono chiusi, né quelli dei singoli candidati, i più a caccia di riconferma, né quelli delle segreterie territoriali. C'è un dialogo costante con Alberto Stefani. È chiaro che, come sempre è stato in Lega, le politiche vengono gestite soprattutto a livello regionale, e ne ho viste diverse in questi anni, ed è sempre stato così, quindi proprio per i motivi che dicevo prima si tratta di una valutazione nazionale che coinvolge una regione e su collegi che vanno a scavalco anche di più province, quindi è chiaro che è il regionale ad occuparsene. I leghisti trevigiani sanno già che sarà impossibile ripetere i numeri del 2018, se non altro per il taglio nel numero dei parlamentari. Allo stesso tempo, oltre alle aspettative legittime degli uscenti, si accompagna l'esigenza di inserire degli new entry. Circola insistentemente il nome dello stesso Boff, che preferisce tagliare corto. Si è fatto anche il mio nome, l'ho letto anch'io sulla stampa, io sono a disposizione del movimento. Insomma, si resta in attesa delle mosse del leader, sospesi tra la speranza e la certezza di non arrivare ai malumori e agli strappi registrati in casa del Partito Democratico. Secondo me c'è una buona sensazione sul territorio, la Lega è un partito radicato sul territorio, e francamente tutte le persone con le quali mi sono confrontato a ogni livello hanno ben chiaro il fatto che comunque la Lega è un partito territoriale e che vuole salvaguardare il territorio, quindi francamente non ho avuto da parte di nessuno un'impressione di questo tipo, e quindi non vedo alcun pericolo di effetto PD. Ma sui nomi ovviamente sono concentrati tutti i partiti. Ultimi
Ultimi giorni per i partiti per chiudere le liste e trovare la quadra sui nomi dei candidati che si sfideranno nelle urne il 25 settembre. Dopo le roventi polemiche sulle candidature del PD, anche il centrodestra sta per chiudere le liste, condizionate dalla riduzione del numero dei parlamentari. È chiaro e evidente a tutti che nel momento in cui si vota un taglio dei parlamentari, si sa che ci si espone poi a una minor rappresentanza. Anche se, alla luce dei sondaggi favorevoli, nella coalizione di centrodestra Fratelli d'Italia non dovrebbe avere i problemi degli alleati, non solo per le riconferme degli uscenti. Noi contiamo di chiudere le liste entro oggi, massimo domani, per poi poter presentarle nei 2 giorni nei quali è prevista la presentazione in Corte d'Appello. Si lavora dunque alla composizione della squadra, a brevissimo i nomi. C'è l'affidabilità, e cioè la classe dirigente che da anni ha lavorato su questo partito quando non ci credeva nessuno. C'è una quota parte di ottimi amministratori che hanno dimostrato proprio col lavoro sul territorio la loro capacità, e poi c'è anche una quota parte di affidabilissimi professionisti che oggi rappresentano quel valore aggiunto che un partito che si candida a guidare questa nazione deve sicuramente avere tra le proprie fila, quindi un giusto mix. Criteri ben precisi, quelli che guidano la composizione delle liste di Azione nel terzo polo con Italia Viva. Il primo è assolutamente la competenza, cioè il fatto di saper fare qualcosa, di averlo dimostrato nella propria vita professionale e di volerlo fare a livello nazionale. Il secondo criterio è quello della novità. Siamo un partito nuovo e ci teniamo, perché siamo nuovi anche come modalità di porsi, oltre che come selezione della classe dirigente, e questo vogliamo rappresentare con le candidature. Terzo criterio, ovviamente, la rappresentatività del territorio. Noi abbiamo moltissimi amministratori, magari di civiche, qualcuno proveniente da altri partiti, sia dal PD sia dal centrodestra, delusissimi dal PD, che è diventato questa specie di Macedonia di proposte diverse, contraddittorie tra di loro, e da un centrodestra che ha tradito il suo elettorato, particolarmente in Veneto, proprio buttando giù il governo Draghi, per esempio, e che si stanno avvicinando a noi, e quindi stiamo ragionando con loro. Intanto esprime soddisfazione il Movimento 5 Stelle, che ha visto oltre 50.000 iscritti votare alle parlamentari online per decidere chi proverà a farsi eleggere a settembre. La lista dei 15 candidati proposta dal presidente Conte passa con l'86,54% dei voti. Intanto in campo scende anche l'imprenditore, un volto noto, Adriano Panzironi, che punta con il suo partito Rivoluzione Sanitaria a stravolgere la gestione della pandemia e non solo. Il simbolo del movimento è un'eloquente ghigliottina da usare metaforicamente contro chi ha gestito l'emergenza sanitaria negli ultimi 2 anni. L'imprenditore Adriano Panzironi, ideatore della dieta per vivere 120 anni, scende in campo alle politiche. Ospite del direttore Luigi Bacciali a Focus, ha ribadito che non solo la sua visione di sanità e salute, ma anche la collocazione politica del suo partito Rivoluzione Sanitaria esulano dagli schemi tradizionali. Io ho fatto già ho detto molto spesso, a noi non interessa né destra né sinistra né centro né cristiani né musulmani. Noi vogliamo andare al governo e siamo disponibili ad allearci con tutti, con chiunque. L'importante è che ci diano il posto di ministro della sanità e la gestione sanitaria per i prossimi 5 anni, perché una gestione sanitaria diversa potrebbe portare in 5 anni la riduzione del 50% della mortalità per malattie degenerative e il 50% in meno di spese sanitarie correnti. Tutti sbagliati, secondo Panzironi, i provvedimenti presi dalla politica durante la pandemia. Noi intendiamo rivoluzione nella sanità, lo facciamo con la ghigliottina perché ritengo che quando un sistema non funziona debba essere tagliata la testa di quel sistema, quindi tutta la dirigenza sanitaria, che sia il ministro, che siano i vari dirigenti, il CTS, il Consiglio Superiore della Sanità, che hanno fatto dei disastri in questo Paese. Noi abbiamo avuto una gestione della pandemia che io oserei dire criminale, per colpa di una medicina dogmatica che non ha preso in esame nessuna
evidenza scientifica, ma ha fatto delle scelte dogmatiche rinchiudendo milioni di italiani nelle proprie case e portando a quasi 160.000 morti. Da destra a sinistra si sta rivedendo un film già visto, dice Panzironi, e nessuno ha il coraggio di mettere sul tavolo il tema della gestione sanitaria. Noi abbiamo vissuto forse i 2 anni e mezzo peggiori della Repubblica Italiana, che è stata quella appunto della pandemia, e non c'è un partito che ne ha mai fatto nessun tipo di discussione politica, perché ovviamente c'è molto imbarazzo nel presentarsi al proprio elettorato ed affermare come sarà affrontata la prossima pandemia, perché noi a ottobre ritorneremo con più contagiati di prima e più morti di prima. Da qui la discesa in campo dell'imprenditore del suo partito, che tuttavia come gli altri deve fare i conti con le regole della legge elettorale. Non sarà forse il problema superare appunto il 3%, perché la gente è stufa di questa politica sanitaria, ma semmai raccogliere firme in tempo per partecipare, e questa la dice davvero lunga sulla qualità della democrazia in Italia. Torniamo adesso alla cronaca con i controlli dei carabinieri, e questo a livello nazionale, nelle RSA, nelle case di riposo, nelle comunità alloggio e nelle case famiglia. Nella Marca non è stata riscontrata, questo l'esito, nessuna violazione. I carabinieri del NAS durante il periodo di Ferragosto hanno effettuato numerosi controlli d'intesa con il Ministero della Salute nelle strutture sociosanitarie e ricettive per anziani e disabili. Verifiche compiute in diversi orari della giornata, anche in orario serale e notturno. Non sarebbero emerse violazioni nelle strutture della Marca trevigiana. Diversa la situazione invece a livello nazionale, dove sono state rilevate criticità strutturali, organizzative ed igiene. I carabinieri del NAS hanno ispezionato sull'intero territorio italiano 351 strutture tra residenze assistenziali assistite, RSA, casa di riposo, comunità alloggio e case famiglia, individuandone 70 irregolari, pari al 20% degli obiettivi controllati, e contestando 120 sanzioni penali e amministrative per oltre 40.000 euro. Pubblicità fra poco. Di nuovo in diretta per parlare del meteo, perché c'è un'allerta arancione in Veneto da stasera fino alle 14 di venerdì 19 agosto per il passaggio di una perturbazione che porterà temporali localmente intensi. Le zone dove sono previsti quantitativi di pioggia più abbondanti sono soprattutto le prealpi, le zone pedemontane e la pianura centro-occidentale. Da questa sera aumento dell'instabilità a partire dalle zone più occidentali, con possibili rovesce temporali da locali a sparsi in successiva estensione nel corso della nottata. Tra giovedì e venerdì pomeriggio tempo instabile, a tratti perturbato, con frequenti precipitazioni e probabili fenomeni intensi con forti rovesci, forti raffiche di vento e grandinate. In comune a Treviso, lo ha comunicato il sindaco Mario Conte, è stata allertata anche la protezione civile. Adesso una storia di tutt'altro tenore ci porta a Crespano, siamo in comune di Pieve del Grappa. Correte, c'è un pitone in cimitero. E questo più o meno il tenore della telefonata ricevuta nella mattinata dal comando della polizia locale dell'Unione Montana del Grappa. Qui è stato segnalato un grosso serpente nel cimitero di Crespano. Fra pantere e altri animali fantastici capita spesso sotto Ferragosto che qualcuno prenda, scusate il gioco di parole, il proverbiale granchio, scambiando un biacco, volgarmente detto scarbonasso, per un'esotica serpe. Stavolta però il pitone c'era e come, e se lo sono trovati davanti gli agenti dell'Unione Montana quando sono arrivati nel cimitero di Crespano. Il serpente, lungo oltre 1 metro e piuttosto vispo secondo i testimoni, ha tentato di sottrarsi alla cattura anche se non si è mai dimostrato aggressivo. Sul posto è giunto anche un veterinario dell'ULS 2 in arrivo da Asolo e l'animale è stato preso in custodia. Ora sono in corso le verifiche per capire da dove sia arrivato e se abbia addosso una piastrina di riconoscimento o un chip. Secondo le prime ipotesi pare che possa essere scappato da un'abitazione dei dintorni o che qualcuno possa essersene sbarazzato. Andiamo adesso a Belluno.
Vi do in apertura della cronaca dal bellunese una notizia che mi conferma in questi minuti la nostra Tiziana Bolognani. È stata annullata ufficialmente la cronoscalata internazionale Pedavena Croce Daune. È un tema che abbiamo più volte in questi giorni trattato, è un fronte caldissimo, staremo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime settimane. Si tratta di una cronoscalata storica dall'indubbio valore e indotto turistico. Tra l'altro vi do un'altra comunicazione di servizio importante in apertura, perché entrerà in vigore domani, giovedì 18 agosto, la decisione già annunciata nelle settimane scorse dalla Giunta de Pellegrina, siamo quindi a Belluno città, di spegnere anche le luci all'interno delle due gallerie in zona Lambioia. Lo spegnimento tutti i giorni dalle 2:30 alle 5 dei 6.400 punti luce della città. Si è aggiunta in fase di approvazione anche la scelta di rendere totale la misura fin da subito, sospendendo l'illuminazione per tutto il giorno e tutta la notte anche nei due tunnel, per l'appunto Belluno e Maraga. Al loro ingresso è stata collocata l'opportuna segnaletica per informare gli automobilisti. Lo spegnimento delle luci nei due tunnel, ricordano da Palazzo Rosso, porterà un risparmio di 100.000 euro all'anno. Come sapete, questo fa parte di un pacchetto shock contro il caro bolletta, il caro energia. E una nuova frana interessato Cima Uomo, una vetta dolomitica facente parte del gruppo della Marmolada, ma localizzata a nord del passo San Pellegrino. Fortunatamente nessun escursionista è rimasto coinvolto. In compenso le amministrazioni della zona chiedono sia fatta chiarezza sullo stato di pericolosità dell'intero comprensorio della Marmolada, anche per salvare la stagione turistica. A seguito della tragedia del 3 luglio scorso sul ghiacciaio della Marmolada, che è costata la vita a 11 persone, molto si è discusso dello stato di percorribilità del massiccio centrale della Regina delle Dolomiti e più specificatamente dell'area considerata a rischio, ovvero quella che ospita il ghiacciaio dal quale è avvenuto il crollo del Seracco. Da allora non sono mancati fraintendimenti e le imprecisioni su quali fossero le zone interdette agli escursionisti, poiché ad oggi è solo l'area del ghiacciaio a rimanere inaccessibile, a fronte di innumerevoli percorsi, sentieri, ferrate, funivie e strutture turistiche nei pressi del massiccio che sono sempre rimasti aperti, ma che hanno subito le ripercussioni di un pericolo che non li ha mai riguardati. Martedì scorso l'ultimo episodio fuorviante, il distaccamento di una frana, per fortuna senza alcuna ripercussione, dalla vicina Cima Uomo, una vetta sì facente parte del gruppo dolomitico della Marmolada, ma completamente separata dal massiccio centrale e situata invece nella zona del passo San Pellegrino. La notizia di ieri e soprattutto quella di oggi sui giornali è che c'è la nuova frana, una nuova frana nel gruppo della Marmolada. È un grosso errore geografico, nel senso che la Cima Uomo è vicina al passo di San Pellegrino, in una zona che nulla ha a che vedere col massiccio centrale della Marmolada, massiccio che ricordo essere il più grande delle Dolomiti, un massiccio che comprende tante cime. Una di queste ha avuto una frana. Nuova frana sì dunque, ma non in Marmolada. Il sindaco De Bernardin fa da portavoce anche di tutte le strutture turistiche nell'area di Malga Ciapela, che in questo periodo di alta stagione hanno registrato perdite attorno al 50% dal punto di vista di affluenza turistica e di ricavi, in un comune peraltro tra i più colpiti dalla tempesta Vaia e ancora oggi alle prese con la difficile ricostruzione del paesaggio. Il messaggio dunque deve essere chiaro. La situazione della Marmolada permane quella normale, quindi funivia aperta fino al terzo troncone della Punta Rocca, quindi il Museo della Guerra, la terrazza più alta delle Dolomiti, tutto quello che offre la funivia, la Valle Ombretta, il rifugio Falier, la seggiovia del Passo Padon, il rifugio Passo Padon, la ferrata delle Trincee, la ferrata eterna, insomma tutto quello che ruota attorno alla Malga Ciapela funziona ed è aperto. Per la cronaca sono ancora in corso le indagini per identificare il soggetto che la sera di Ferragosto ha travolto due ragazze, una delle quali minorenne, che stavano camminando lungo la statale che collega Limana a Belluno. Secondo una prima ricostruzione l'auto ha urtato le due ragazze scaraventandole nel fosso a lato della strada per poi darsi alla fuga. Fortunatamente le due giovani, dapprima soccorse e trasportate all'ospedale di Belluno, sono state dimesse con prognosi non gravi. Sul luogo non erano presenti testimoni e le ragazze
non sono riuscite a identificare l'auto che le ha colpite, anche se sul posto sono stati rinvenuti alcuni detriti a seguito dell'impatto e che potrebbero rivelarsi fondamentali per l'esito delle indagini. La pagina politica con la delusione e l'amarezza, forse anche qualcosa di più in casa del Partito Democratico dopo il deposito delle liste. La montagna è stata dimenticata, dicono di fatto i vertici del partito, con Roger Domenech che è sì candidato ma in posizione non utile, e lui stesso lo ammette. La posizione è assolutamente complicata, il sistema elettorale è molto chiaro, è inutile che anche in questo caso giriamo attorno. Io ovviamente sono un odio partito, io so che essere dentro un'organizzazione come un partito ci sono momenti in cui ricevi e un momento in cui dai, quindi per me nonostante l'amarezza e la delusione di queste ore lavorerò pancia a terra, come si dice, per portare più voti possibili alla nostra coalizione, al centro-sinistra. Ripeto, non dobbiamo mai farne questioni personali. Ecco, probabilmente uno dei difetti anche della composizione delle liste è che in alcuni tratti si sono fatte delle questioni personali. Che le possibilità di ritornare in Parlamento per la terza volta siano di fatto nulle, Roger Domenech lo ammette con estrema franchezza, così come non mancano stoccate al partito, ma il problema è più profondo e va oltre il suo singolo nominativo. Quando non viene rappresentato il territorio, un partito perde sempre, questa è la verità, è inutile che ci giriamo attorno, e in questo caso in tutto il Veneto questa cosa è successa e è un problema enorme, ma non è un problema per le persone che ci sono o non ci sono, è un problema per il partito. Un partito è quella cosa che deve essere radicata nel territorio e portare le istanze del territorio. Se non fa questo lavoro mette in dubbio la sua essenza, il suo essere. E la posizione di Domenech, questo l'altro dato politico, è condivisa dalla segreteria provinciale con Monica Lotto, che tra l'altro è anche vice segretaria regionale. Le sue parole sono nettissime. Noi qui abbiamo messo delle persone che nulla hanno a che fare con i territori, il Nazionale ci ha imposto delle figure che sono ben distanti dalla montagna, dal Veneto, in particolare dalle esigenze che i nostri cittadini ci hanno in questi anni detto e ribadito, e quindi perdiamo un'occasione importante. In Veneto c'è una bella classe dirigente che doveva emergere e che con queste imposizioni dal Nazionale non è emersa. Alle dinamiche interne dei partiti si aggiunga l'orizzonte statistico di una provincia che rischia di sparire o quasi dal Parlamento, vista la riduzione del numero dei parlamentari. Il taglio dei parlamentari, questo sistema elettorale penalizza indubbiamente i territori deboli da un punto di vista demografico, come la montagna, che spesso vengono sacrificati nei confronti dei territori di fondovalle, eccetera. Questione di forma ma anche di sostanza. A rischiare sono provvedimenti concreti come la legge quadro sulla montagna, che avrebbe già le coperture finanziarie ma ferma in commissione alla Camera. E adesso bisogna sicuramente ripartire da zero, e in questo senso io spero che si possano trovare le condizioni per riprendere quel filo, perché abbiamo bisogno non soltanto della legge sulla montagna, ma che la montagna nel suo complesso, anche rispetto alla sfida del cambiamento climatico, sia al centro delle politiche. E a proposito di cambiamento climatico, siccità e quant'altro, continua a destare seria preoccupazione l'emergenza idrica in Alpago, dove da settimane i razionamenti notturni, i rifornimenti con autobotti e le interconnessioni tra impianti stanno tenendo in equilibrio l'erogazione idrica giornaliera all'utenza. Gli apporti di precipitazioni dei giorni scorsi sono stati molto limitati e quindi continua a essere molto ridotta la disponibilità idrica nelle frazioni di Puos, Farra e Pieve in comune di Alpago e le località di Lavina, Soralavina e Borsoi a Tambre. Il gestore BIM GSP valuterà quindi la possibilità di sospendere temporaneamente i razionamenti notturni. Restano in vigore fino a nuova indicazione le ordinanze di limitazione dei consumi già emanate e l'obbligo tassativo di utilizzare l'acqua di acquedotto per i soli usi alimentari e igienico-sanitari. Così dunque in Alpago. Chiudiamo la nostra edizione, non ho particolari aggiornamenti dell'ultima ora, se non appunto vi ricordo che c'è questa allerta arancione, scatterà nelle prossime ore fino alle 14 di venerdì. A tal proposito vediamo insieme le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Benvenuti al Meteo. Previsioni per giovedì 18 agosto.
Sul Veneto tempo inizialmente variabile, poi instabile dal primo pomeriggio, con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi. Probabilità di precipitazioni in aumento. Piogge e temporali a carattere locale attesi dal pomeriggio, per poi diffondersi anche nelle zone costiere in serata. Temperature stabili. Minime comprese tra i 21 e i 23 gradi, massime sui 29 e 30 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia tempo variabile in tutta la regione. In giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente. Le piogge saranno abbondanti in particolare sulla fascia occidentale. Temperature minime sui 22 e 23 gradi, massime comprese tra i 30 e i 32 gradi. Sul Trentino Alto Adige tempo variabile con possibilità di rovesci diffusi dal pomeriggio. Temperature in calo, minime sui 22-23 gradi, massime comprese tra i 27 e i 29 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza.